La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. In questa domenica di fine gennaio, con le telecamere di Dilettanti Gol, siamo nella terra del Giorgione, più precisamente a San Floriano di Castelfranco Veneto per la gara San Floriano Zairo Calcio, incontro valido quale prima di ritorno del campionato trevigiano di terza categoria Girone B. Il San Floriano è in testa alla classifica del girone ancora imbattuto. Con 14 punti lo Zairo Calcio è a metà classifica ed oggi vuole testare la forma della capolista dopo oltre un mese di sosta. Cielo sereno, temperatura intorno ai 6 gradi, campo in discrete condizioni. Le formazioni: San Floriano in maglia bianca, Poles, Tessarollo, Campagnaro, Forner, Staltari, Bissacco, Bonetto, Ziglio, Vetoretti, Coluccino, Shehu. A disposizione del mister Alessandro Volpato, Soligo, Basso, Barichello, Piazza, La Rocca, Fraccaro, Longato. Zairo Calcio in completo rosso: Durante, Florian Benedetti, Bettineschi, De Vincenti, Babolin, Barbazza, Gobbo, Zago, Bragato, Cocco. A disposizione di mister Simone Bianchin, Danesin, Zuin, Gemelli, Casarin, Papa, Codato, Tonon. Dirige l'incontro il signor Gomiero della sezione AIA di Treviso. Fischio d'inizio e doppio giro di lancette, il risultato si sblocca. Lungo cross di Bissacco dalla destra per Coluccino che di piatto destro trova il gol. 12° centro personale, San Floriano in vantaggio. Passa un minuto quando Ziglio ha la palla buona per il raddoppio. Ottimo Durante a salvare di piede. Da lontano cerca gloria Forner, ma il suo destro si smorza fra i guanti di Durante. Contropiede degli ospiti, palla buona per Cocco che di punta prova a sorprendere Poles. Minuto 37, San Floriano di nuovo in avanti, difesa ospite in affanno, Coluccino ci prova in due tempi, ma l'argine è efficace e l'azione sfuma. Sul risultato di 1-0 a favore dei locali si concludono i primi 45 minuti. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Dopo 20 secondi subito Zairo, va Cocco a colpire di testa, col ginocchio Poles salva. Da calcio di punizione gli ospiti ci riprovano, portiere e palo ma la palla non entra. Azione da Moviola al 27°, lungo lancio per gli avanti, Coluccino di testa prolunga per Longato su cui Durante interviene. Per l'arbitro tutto regolare. Contropiede dello Zairo, ottimo il tempismo di Poles che anticipa Cocco. Alla mezz'ora è Vetoretti ad avere la più nitida delle occasioni, in mezza rovesciata colpisce la traversa. Sul filo del fuorigioco Coluccino resiste alla carica e calcia sicuro infilando Durante di potenza e precisione. 2-0 e doppietta personale. Da applausi l'azione allo scadere, La Rocca, controllo, dribbling in mezzo a due avversari, poi sinistro che si stampa sulla traversa. Dopo 3 minuti di recupero arriva il triplice fischio di Gomiero, risultato finale San Floriano 2, Zairo Calcio 0. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Gaetano Piovesan, dirigente del San Floriano Calcio. Allora, stiamo riprendendo l'attività dopo circa un mese di sosta. Sì.
Sì, e diciamo che anche oggi è andata, direi, bene. Avevamo un po' paura perché sa una ripresa dopo, ma il panettone, le feste e via dicendo, però fortunatamente i ragazzi se la sono cavata bene. Diciamo il solito nostro Gerardo, il nostro bomber, che veramente sa insegnare molto a questi ragazzi. Diciamo che ha fatto un gol all'inizio, potevamo chiudere la partita prima, direi, e dopo potevamo chiuderla prima, ci sono state delle occasioni, non siamo riusciti a approfittare, loro hanno preso un attimo il sopravvento, però direi poi nel secondo tempo e nella finale, con uno splendido gol sempre di Gerardo, siamo riusciti anche questa volta. Allora, 14 risultati utili consecutivi, cosa significa? Significa veramente all'inizio con Sergio Soligo, con Tonetto e via dicendo abbiamo fatto una scommessa quest'estate di ripartire alla grande. Veramente abbiamo visto che questo progetto sta andando avanti, direi siamo veramente molto soddisfatti di questo. Quindi anche pronti per il salto di categoria? Diciamo di sì, adesso non possiamo dire perché il pallone è rotondo, non si sa mai. Noi ci siamo e noi siamo pronti. Sergio Soligo dobbiamo anche convincerlo perché sta rifacendo una scalata, per lui è abituato, per noi è la prima volta, però diciamo siamo pronti, speriamo che veramente le cose vadano come devono andare. Simone Bianchin, allenatore dello Zairo Calcio. Allora, una partita che era difficile da portare in porto, da portare a casa punti, però vi siete comportati bene. Sì, sapevamo che era una squadra abbastanza organizzata, senza perdite, senza sconfitte durante l'annata. Credo che noi la nostra figura l'abbiamo fatta, sebbene con 5 o 6 assenze dovute a malattie, infortuni, squalifiche. La partita è andata così, insomma, occasioni ne abbiamo avute, 2, un paio. Direi che va bene così, insomma. Credo che il San Floriano sia una squadra imbattibile in questo campionato nostro. Noi la nostra figura l'abbiamo fatta comunque oggi. Ecco, lo Zairo Calcio, squadra che segna poco ma subisce anche poco. Certo, un'ottima difesa, un attacco un po' così, comunque ci stiamo lavorando sopra, ci stiamo lavorando e speriamo di avere dei risultati più avanti, insomma, con l'andare del tempo. Squadra giovane, voi siete a metà classifica, potete guardare ancora più in alto? Sì, sicuramente sì, guardiamo più in alto, cerchiamo la zona playoff e speriamo che qualcuno ci aiuti. La fortuna arriverà anche per noi perché un po' sfortunati durante l'annata sia ripeto con gli infortuni e sia con la mancanza del gol. Ai nostri microfoni anche Gerardo Coluccino, bomber del San Floriano e del girone. Allora, 14 partite e 13 gol se non vado errato. Sì, 13 gol, grazie comunque a tutta la squadra, visto e considerato che anche se oggi non abbiamo espresso un buon calcio, comunque l'importante era riniziare col piede giusto. E grazie a tutti, insomma, i miei gol comunque sono l'esito di tutta la squadra, quindi grazie ai miei compagni e a questo gruppo che è veramente fantastico. Allora, sicuramente i meriti vanno anche alla squadra, comunque tu ci sei dall'inizio fino alla fine. Sì, in allenamento un po' meno, visto i problemi e comunque i problemi che ho, comunque la società è al corrente, i compagni comunque in ogni caso sono al corrente anche loro e quindi proprio questo, il vantaggio dei miei gol, la serenità e avere una squadra che mi sopporta così riesco a dare quello che posso. Un quarantenne ancora con la voglia di giocare e di segnare. Sì, dopo 1 anno e mezzo che sono stato fermo, visto la nascita di mia figlia Victoria, mi mancava il calcio. Ho provato a riniziare da San Floriano, visto e considerato che c'era la voglia di vincere subito e questo rimane comunque il nostro obiettivo e senza guardare tanto dietro le squadre che nonostante hanno 6 punti di distacco, perché il campionato è duro, nonostante siamo in terza categoria, c'è tanto agonismo e dobbiamo pensare partita dopo partita per riuscire a portare a casa il risultato.
La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna, l'installazione e ritiro, pulizia, supporto tecnico, sicurezza, la copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.